Allora, è un evento sicuramente importante, visti anche i numeri dei partecipanti, dei feedback che abbiamo ultimamente dalle società che mi chiamano tutti i giorni. Praticamente prevediamo un arrivo qui nel nostro territorio di circa 2.500-3.000 bambini, che con l'indotto tra famiglie, perché i bambini, parliamo di bambini dai 6 ai 12 anni, si porteranno dietro i genitori, gli accompagnatori, i dirigenti, per cui parliamo di un totale di circa 8-10.000 persone che soggiorneranno sul nostro territorio per 4 giorni, per cui sono numeri veramente importanti che aiuteranno attraverso la bicicletta a far capire quanto il nostro territorio sia speciale, sia importante per quanto riguarda sia la storia, anche sia l'immagine del nostro territorio, per l'enogastronomia e per tutte le aziende che nel nostro territorio sono molto floride. Il meeting giovanile è da sempre un evento importante, un evento che rappresenta una festa per i bambini, per gli appassionati di ciclismo, ma anche per le famiglie, per cui è un evento anche che è una vetrina non solo per il territorio che ne beneficia, ma proprio per la disciplina, per quella che è la parte ludica, e in questo periodo ha ancora più importanza perché è la ripresa dopo lo stop del Covid. È bello farlo su questo territorio dove il ciclismo proprio si respira in ogni famiglia, e pertanto noi come federazione siamo molto felici di essere qui oggi a questa presentazione, perché siamo certi che sarà un successo di partecipazione e sarà un successo proprio per l'atmosfera che si respirerà, e sarà un inizio di tanti altri nuovi eventi che saranno produttivi e daranno un beneficio proprio per l'attività giovanile. Ci siamo finalmente dopo 3 anni di rinvii, finalmente il meeting è arrivato a Conegliano Valdobbiadene, terre dell'UNESCO e terre delle colline del Porsecco. Per noi è un evento magnifico, siamo prontissimi, e per la federazione è un evento immenso, forse il più grande di tutto, il movimento ciclistico federale. Abbiamo tantissimi bambini che saranno sicuramente pronti per una grande manifestazione, per gioire di fronte ai nostri percorsi, al nostro territorio e al buon star bene, perché qui nelle nostre colline sicuramente si sta bene, si mangia, si beve bene. È un territorio fantastico e non vediamo veramente l'ora di poter ospitare tutti questi ragazzini. Questa è una manifestazione che porterà migliaia di ragazzini con le proprie famiglie sul nostro bellissimo territorio, patrimonio dell'umanità. È un modo per far conoscere le nostre bellissime colline anche chi magari viene da fuori, che le scopre grazie a questo bellissimo sport e avrà modo poi di tornare per visitarle con calma. Fa parte di una serie di appuntamenti legati al ciclismo e che arriveranno sulla nostra terra, quindi il Giro d'Italia, il Criterium Stars che arriverà proprio alla fine del Giro d'Italia con i più grandi campioni del ciclismo italiano e internazionale, e che fa capire come la regione punti proprio su questo tipo di eventi sportivi per far conoscere il nostro bellissimo territorio e le nostre bellissime colline. Noi siamo interessati nella giornata del venerdì, dalla mattina alle 8 alla sera alle 6 indicativamente. Sono attesi migliaia di ragazzi con le loro famiglie, quindi è sicuramente un'opportunità per tutto il territorio. Io ovviamente sono contento che sia stata scelta la località di San Gallo, ai piedi di San Gallo, quindi di Soligo, anche come cartolina del territorio UNESCO, visto che comunque abbiamo, come ci è stato detto, società da tutta Italia, quindi è sicuramente una fonte di orgoglio per l'intero territorio, per cui noi siamo pronti e disponibili ad ospitare questa grande manifestazione che sicuramente porterà grande lustro all'intero Conegliano Valdobbiadene e anche ovviamente a Fara di Soligo. È un evento fondamentale, ci saranno oltre 8.000 persone che attendiamo nei 4 giorni dal 23 al 26 giugno, un meeting che si snoda sulle colline Prosecco e Conegliano Valdobbiadene, per cui non sono conegliano ma anche Fara e Valdobbiadene. Devo dire che questo è il mood del nostro territorio, un territorio unito che deve apparire all'esterno come il meraviglioso territorio patrimonio dell'umanità, ma soprattutto un patrimonio di gente che lavora, che fa volontariato, che è in grado di gestire meeting come questo. Siamo contenti che la scelta alla fine sia ricaduta nuovamente su Conegliano Valdobbiadene, dopo che nel 2020 avevamo chiuso l'accordo. Si è dovuto aspettare 2 anni, ma insomma siamo finalmente arrivati allo snodo fondamentale e avremo queste 4 giornate meravigliose sul territorio di Conegliano.